Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Nel trekking di oggi siamo sulle Nevegal. Abbiamo scelto il sentiero numero 5 e la via delle Erte, mi sembra. Il giro di oggi è sul Colle Visentin e vorremmo arrivare proprio sopra fino al Colle Visentin, però casomai ci fermiamo per strada. C'è una casera che abbiamo occhiato sulla cartina, casera Erte, che in teoria ha anche un punto acqua e andremo a vedere se c'è, e dove vorremmo anche fermarci di fuori per pranzare. Buona visione! Qui dove ci sono queste statue troviamo anche la casera Erte. Guardate che bellina, che bel tavolato al sole speciale, cioè è proprio bellissima. Allora, facciamo un piccolo tour di questa casera Erte. La porta addirittura qui si apre da sola, vedete? Entriamo e troviamo subito due tavole, una per parte, e c'è una stufa, una cartina, non so se si vede, sì, del Nevegal. E poi qui abbiamo una cucina economica, una stufa di riserva da montare. Qui c'è un sacco di robe carine per fare le castagne, una super tazza di latta, bellissimo. Qui c'è anche qualcosina, vediamo, delle candele, sale, olio e rosmarino. E poi guardate qua, altre cosine. E poi qui si andrebbe sopra, ma è chiuso a chiave in questo periodo con Covid eccetera eccetera. E sopra in teoria si può dormire. Stupendo, bellissimo. Ciao Marta. Qui abbiamo il libretto del bivacco, Sci Club Ultima Spiaggia, mitici. E qua vediamo se c'è qualcosa. Oh sì, c'è una birra e dei piatti di carta, dei tovaglioli e carta stagnola, uno scotch, sempre qualcosina. Bellissimo. C'è anche una sveglia e un'altra birra per non prendersi a letto la mattina. Una bellissima foto di questa casera con la neve, bellissima. E adesso proseguiamo per il nostro percorso. Bellissimo qua. Aspettate un attimo, c'è il fuori è stupendo. Mi hanno chiuso dentro. Marta che fa gli scherzi. E uscivo dalla finestra comunque. Qui fuori un sacco di legna, bellissima, e un caminetto tipo da fare le pizze. Gigante. Guardate quanta legna, bellissima. Adesso ci stiamo scegliendo dei tè, va bene. E in teoria sulla cartina c'era un punto acqua, ma non vedo acqua da nessuna parte. E ho visto anche giù in paese che il punto acqua era chiuso. Comunque qui bellissimo. Lì sopra c'è anche della vista che adesso andiamo a vedere. Qui siamo a Casera Erte, 1360 metri.
una vista eccezionale. Qui sopra ci sono delle panche per prendere il sole e per godersi questa vista mozzafiato. Allora, non so se si riesce a vedere, ma le punte quelle lì con la neve, quindi c'è Cima d'Asta e poi là piccola distante c'è la Marmolada e Punta Pegna. Qui invece più vicino abbiamo Schiara, cose che riconosco, il resto non lo so. Comunque vi metto un'immaginina adesso con il Peak Lens, un'app per riconoscere le montagne con tutti i nomi di cosa c'è qui intorno. Bellissimo. Allora, qui di fronte alla casera c'è il punto acqua non potabile. Comunque qui adesso che è inverno è chiuso, è ghiacciato e secco, insomma non c'è, e bisogna vedere d'estate se l'acqua c'è o non c'è. Bellissimo, stupendo. Allora, un'ultima cosa, non ho trovato strumenti per far legna, nel senso accette o seghe o cose del genere, per magari spezzettare quello che c'è, però magari è nascosto da qualche parte. Io a prima vista non ho visto niente. Stop! Abbiamo preso quel bivio lì e siamo saliti per di qua. Non sembra, ma è ripidissimo per salire di qua. È devastante. E quindi prendiamo fiato ogni 5 minuti perché è veramente ripida. Da qui si sale, andiamo sulle creste e poi dalle creste pensiamo di arrivare fino a Col Visentì, forse. Se ci troviamo un bel posto dove metterci a mangiare ci fermiamo perché abbiamo già fame. Stupendo. Video nel video. Qua i ragazzi pensavano di essere arrivati. E ora com'è la vista? Vedo il Monte Bianco. C'è dell'ignoranza geografica. Adesso vi dico io della geografia. Là sopra bisogna andare. Là. Dove ce l'hai? Guardate la tasca grande. Allora, la situazione qui è ripidissima. Se ce la faccio io, Ma- ce la fanno tutti. Ha detto Martina, quella, che se ce la fa lei ce la possono fare tutti. Però insomma, simpatica, visto che abbiamo lasciato i bastoncini in macchina e a scendere ci sarà da ridere. Ma troveremo delle strade alternative sicuramente, peggiori di questa, perché altrimenti non sono alternative. Si vede qualcosa? No, no. Ma perché io prima quando l'ho fermato, quando ho bevuto il tè, ha fatto stop. Dopo una salita devastante arriviamo qui finalmente. Siamo vicini alle creste, quindi dovrebbe essere un dislivello un po' inferiore. Cioè il grosso del dislivello è tutto questo per venire qui. Stupendo, panorama incredibile. Era Gustavo che doveva sempre mangiare il cocco. No, era sai comunque. Chi era? Poi io con il mazzo di cocco gli ha fatto venire le allucinazioni. Anche. Stiamo proseguendo per il percorso quello un po' più turistico adesso, in cerca del sentiero delle creste che è appena più su. Però non volevamo fare subito la salita ripidissima, stiamo facendo quella un po' più dolce. Abbiamo fame. E abbiamo tutti fame. Adesso cerchiamo un posticino che ci siano un po' meno persone e cuciniamo. Siamo arrivati da qua e
Poi qui guardate cosa si apre. Sì, per forza sì, è quello che torniamo a casa. Con questo panorama stupendo dobbiamo trovare assolutamente un posto dove mangiare perché stiamo crepando di fame. Allora, il menù di oggi non ve lo dico neanche, guardate cos'è. Indovinate, sapete come si chiamano questi? Quello che abbiamo mangiato là dentro la grotta. Qui abbiamo del grana e del pane, del Schutterbrot. Dimmi qualcosa? Accampamento. ASMR. E dopo tanta fatica, finalmente 2 canederli, dopo arriva il terzo. E con questa vista, buon appetito! Stiamo provando quelli al formaggio. A me è rimasta la barba a bietola. Sono spettacolarmente spettacolari. Cioè, veramente Top. non so cosa dire. Grazie Aldi. Canederli in alta quota, caldi, stupendo, con un panorama del genere. È una giornata del genere. Cosa volete aggiungere di più? Del grana. Che buono il formaggio. Dovevi metterci il pane sotto. Cioè. Oh. Ma Fabio, mi sembra quanto tempo Caffettino time, appena messo su, qualche location con ombra sul caffè, vediamo se riesco a fare diverso. Oggi, diversamente dal solito, le fonti d'acqua erano tutte secche e quindi supermercatino e abbiamo comprato delle bottiglie purtroppo. Ah, non sei che erano ghiacciate. Sì, comunque spettacolo. Chi è? Pizza. Io sì, mangio sempre la pizza a gusto pizza. Vedo niente, però secondo me c'è la Jack salta. È felicità da canederlo, il carboidrato che ci fa. Allora adesso stiamo facendo la nostra sosta qui per il pranzo. Qui il panorama è sempre bruttissimo. Veramente è stupendo qua. Qui siamo proprio al centro, passiamo dal piano del Consiglio, tutte le Dolomiti, fino a Cima d'Asta.
cioè non so cosa dire, ha tanta bellezza. Adesso non proseguiremo più verso il Col Visentin perché comunque è una super discesa per fare una salita e andare a vedere solo le antenne non ci interessa. Da qui poi torneremo indietro, non so se stessa strada oppure no, lo vedremo nel traccia GPS. Allora, stiamo controllando di non aver lasciato nessuna cartaccia, anzi abbiamo preso sulle carte che hanno lasciato quelli prima di noi, perché ci sono sempre degli incivili in giro. Per favore siate rispettosi dell'ambiente. Abbiamo preso su tutto, dopo il nostro trisse di Canederli, abbiamo la pancia. Il più buono è il formaggio. Il più buono dice Martina che è quello al formaggio. Adesso iniziamo ad affrontare il sentiero del ritorno, che più o meno è simile a quello dell'andata. Forse dopo facciamo una divagazione per perderci. No. Come no? Voglio arrivare a casa. Iniziamo a tornare indietro. Buon viaggio. Guardate, guardate, il cloud. Camminando sopra le nuvole. Spettacolo. Questo è il bello di passeggiare al di sopra delle nuvole. Sotto vedranno sicuramente una brutta giornata, grigia, nebbiosa. Là in pianura padana, vedete, pianura. Tra un po' adesso ci andiamo anche noi in pianura, però per adesso siamo sopra le nuvole. Che piccola che è. Perché è tutta Sto morendo male, guarda che roba. dita con le piedi. Dita piegate. Siamo per la via del ritorno e volevo raccontarvi un attimo il percorso. Non stiamo facendo sì il stesso sentiero dell'andata, ma facciamo dei piccole divagazioni ed è un sentiero comunque bellissimo. Da qui si gode di un panorama veramente a 360 gradi e la zona è un po' turistica, quindi si trovano sempre abbastanza persone, però vale comunque la pena venire da queste parti. Bellissimo. Adesso speriamo di arrivare alla macchina prima che cali il sole, altrimenti abbiamo 2 torcette, ci aiuteremo in qualche maniera. Sempre avanti. Adesso guardiamo dove è il sentiero. Siamo arrivati fino qui alla funivia e qui dovrebbe esserci un sentiero che va giù da questa parte, adesso lo cerchiamo. Allora, abbiamo preso in parte la funivia, come vedete che c'è qua sopra, e stiamo scendendo per la pista da sci praticamente. Dal video è difficile capirlo, ma la pendenza è spaccaginocchia. Bisogna zigzagare perché vedete lì che c'è bianco, poi è tutto ghiaccio, perché lì non batte mai il sole e non si sghiaccia. Ciao! Devi fare un sasso, stacca. Oh. Così è davvero soccorso, non devi pagare niente. Qui si rompe la gamba. Ma che colori ci sono al tramonto? Mi sono stupita perché avevo ricordi molto più di montagna. All'ultima escursione. Adesso ci siamo appena ricongiunti col sentiero di questa mattina. Siamo morti.
Abbiamo fatto una bella discesa di pista da sci e siamo praticamente quasi arrivati alla macchina. Queste volte di russe. Qui ci salutiamo e ci diamo appuntamento con la Maramengo. Come non saper parlare. Anche per oggi si conclude qui la nostra escursione e ci vediamo nella prossima escursione. Ciao! Ciao!